Allora, buongiorno a tutti, mi presento, mi chiamo Stefana Padovani, faccio parte di Aiuria di un libro corso e sapete che Aiuria si interessa di sicuro a letteratura e in due quadro di un nostro premio facciamo di noi conferenze non punti precisi. Abbiamo deciso quest'anno di parlare di letteratura di gioventù, ma di sicuro in un periodo particolare non siamo mica in presenziale, siamo in distanziale, come si dice. Ah, ecco, allora, prima un bacio da parlare un po' di letteratura di gioventù, che ne siamo ora, e dopo vi parlerò di l'Arnesi che ho creato in due quadro di un mistero di sicuro, posto che sono consigliera pedagogica di lingua corsa. Ecco, allora, che ne siamo da letteratura di gioventù? Di sicuro c'è una domanda assai forte. Ci sono d'un conto l'apertura di scuole bilingue dopo l'anno 1996, dunque una domanda forte di i maestri che hanno bisogno d'arnesi e d'un altro canto ci sono i parenti di questi titoli che sono in scuole bilingue che hanno bisogno di avere di noi libri per continuare a imparare in casa o per aiutare i cittadini di noi. Dunque, in suo quadro qui io mi sono interessata veramente a ciò che prima avevo bisogno da mia scuola. Vi dicevo innanzi che creazione, hanno cominciato negli anni 70 con certi associ che cercavano di adattare qualche libri come per Castor hanno cominciato in quel santo di Gorzica, tutto il mondo conosce il santo di Gorzica, era quando ero giovane. Dopo c'è stato A.J. Zighini, era sempre una traduzione di libri di Uber Castor, e di no, ce n'è un altro, mi pare, l'Amighi Vidati. Dopo hanno cominciato veramente creazioni in due quadro privato in cui certi associ e dopo in due quadro professionali in cui Canopé che ha cominciato la produzione di vole e ne siamo venuti a certe case editrici come Albiana che si è interessata veramente perché c'era una domanda e quando io ero in da mia scuola ho cominciato a utilizzare i libri di Canopé o le creazioni che si facevano in due quadro di stadi di maestri, l'animazione e dopo mi sono vista che a scelta di Avola era veramente qualcosa di primore per l'imparare di un corso. Allora, perché questa scelta qui? Prima che di una cosa che a voi piace veramente ai titoli, cerchiamo sempre a dare un senso all'imparare e poi per interessare i titoli ci vuole qualcosa che gli piace, così no, un bisuita non mica. Dunque permette, è piacevole, permette di teatralizzare, che permette qualcosa di primore per l'imparare di lingua, permette di teatralizzare e permette di mettere in ballo una progressione pluridisciplinare, vuol dire che durante un lavoro potete lavorare tutte le discipline di
a scuola, di programmi scolari. Dunque, ho cominciato, come dicevo, con le vole che esistevano e dopo ho cominciato a creazione quotidiana. Allora, a creazione l'ho giocato con una professionale di teatro, con Marianne Nativi, che mi ha formato a creazione, come va improvvisare le idee, come va creare una trama e dopo i dialoghi, tutto questo ha fatto nascere 3 libretti che sono qui, che avete qui. Prima era a Chiama di Avoresta, creazione di avola e anche di disegni. Era in una scuola, era corso elementario seconda nata e corso mezzano prima nata. Dunque, siete i più maggiori di un ciclo 3. Ecco, vedete, creazione, allora questo era un progetto di l'anno, vuol dire che abbiamo lavorato tutto l'anno, con parecchie tappe, per giungere a un spettacolo di fin d'annata. Dopo, il secondo era questo qui, un mago di Sari d'Orcino, la stessa affare, creazione, ma in cui ciughi era a un corso preparatorio. Ecco, allora la stessa affare, ho scritto e i disegni di zittiti. Dopo il terzo era a Olpeuriccio, allora questo era un'adattazione di una vola antica che esisteva e i titoli di scuola era sempre un corso preparatorio, hanno veramente ricreato di radio una vola, di un'adattazione che di non una creazione. E no, stavolta non hanno mica fatto i disegni, questo è di un professionale che aveva fatto i disegni. Allora, posto che abbiamo principiato sul lavoro con la casa editrice Albiana, con un metraio di scuola, dopo mi hanno domandato di partecipare a un progetto di traduzione sempre lo scopo di allargare le proposte al pubblico, ma io avevo il scopo di creare arnesi per i maestri. Dunque, aiuta, me ne manca uno. Ho avuto il piacere di partecipare a questo progetto qui. Sono libri italiani che sono stati dunque tradotti. Allora, qui di noi potremmo parlare di scopo, il ruolo di traduzione, che per me è un'altra creazione veramente, in posto che abbiamo sa paura di non c'è mica essere traditore, ripeto all'autore che ha scritto questa vola, ma di noi c'è a tradurre in un'altra lingua, dunque domanda quantunque qualche sforzo e domanda una letteratura che è anche un'altra l'orale di radio, posto che veramente volevo rende qualcosa vicino al corso.